Dal neo sottosegretario Bitonci, il nuovo questore della Camera di Incai, Veneti al governo, gli obiettivi da perseguire: ristoro totale ai risparmiatori truffati dalle banche, ossigeno alle imprese con la flat tax, rimettere mano ai vitalizi dei parlamentari. Dopo il caso del prof schiaffeggiato, ancora tensione tra famiglie e insegnanti della Marca, un papà fa irruzione a scuola dopo la bocciatura del figlio, intervengono i carabinieri, una mamma minaccia un'azione legale per un voto contestato. Polemiche per l'accoltellamento in pieno centro sotto gli occhi di decine di padovani nel pomeriggio di ieri nella città del Santo. Si tratterebbe dell'epilogo di un regolamento di conti fra stranieri. Furti di mezzi meccanici nei cantieri edili. I carabinieri di Padova sgominano una banda formata da 5 italiani e un romeno. Razzie compiute in tutto il Veneto. Blitz dei carabinieri di Venezia nella spiaggia davanti all'ex ospedale al mare al Lido di Venezia. Scoperto una tendopoli abusiva, all'interno 2 stranieri con quasi mezzo chilo di marijuana. Vigilia del raduno Triveneto di Altini a Vittorio Veneto, domani il via alla 3 giorni di festa. Intanto le forze dell'ordine organizzano una imponente task force di sicurezza. Partecipata come sempre alla processione in onore di Sant'Antonio, che nel pomeriggio di ieri ha sfilato per le vie della città, chiudendo la giornata di festeggiamenti tra fede e tradizione, iniziata all'alba. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali per parlare ancora una volta di Veneti al governo, la squadra che si infoltisce con la schiera di rappresentanti della nostra regione, non solo, come abbiamo raccontato anche ieri con i neo sottosegretari della Lega Bitonci e Manzato, ma anche del nuovo questore della Camera, il bellunese pentastellato Federico D'Inca. Tanti i propositi, gli obiettivi dei Veneti nella squadra di governo. Stamane alla Voce del Mattino al telefono c'era proprio D'Inca, che ha parlato di questi propositi, tra i quali, prima di tutti, il ristoro dei risparmiatori truffati dalle banche. Sentiamo. Siamo molto contenti di poter continuare il lavoro del mio collega Faccaro, partendo da quei vitalizi che sono sicuramente uno dei punti principali, insomma, di lontananza tra i cittadini e la Camera e i deputati in generale. Alla Voce del Mattino di Antenna 3, Federico D'Inca, deputato bellunese del Movimento 5 Stelle, annuncia il suo primo obiettivo da questore della Camera dei Deputati. Dall'Aula è arrivato ad ampia maggioranza il voto a favore della nomina. D'Inca succede nel ruolo al neo ministro ai rapporti con il Parlamento, il trevigiano trentino Riccardo Fraccaro. L'elezione di D'Inca rimpolpa le schiere della rappresentanza veneta nella nuova squadra di governo dopo il giuramento in veste di sottosegretari dei leghisti Franco Manzato, trevigiano, alle politiche agricole, Massimo Bitonci, padovano, all'economia, e del 5 Stelle Mattia Fantinati, veronese, alla pubblica amministrazione. A loro si aggiunge Riccardo Antonio Merlo, origini trevigiane, fondatore del Movimento Associativo Italiani all'Estero, sottosegretario a Esteri e Cooperazione Internazionale. Quello che so che mi impegnerò al massimo, sono sicuro che grazie anche a questa squadra di governo così molto giovane, molto anche affiatata, riusciremo a ottenere dei importanti risultati per tutti, sia per i nostri cittadini ma anche per le nostre imprese che aspettano da tempo, e metteremo tra i primi punti all'ordine del giorno sicuramente il tema delle banche, che è un tema molto sentito soprattutto in Veneto, nella nostra regione, che è stata colpita da questa crisi che ha investito migliaia e migliaia di risparmiatori veneti. E proprio Bitonci ha già fatto sapere di voler lavorare per ridare ossigeno alle imprese e rispettare la promessa di ristoro ai truffati delle popolari venete. Mi sembra una soluzione importante. Io ricordo tutti che prima di diventare ancora, diciamo, nella settimana antecedente, quella con alcuni piccoli problemi di maggioranza, il Presidente, che allora era soltanto incaricato Conte, incontrò una rappresentanza delle associazioni dei truffati e vi erano 2 veneti all'interno. Quindi credo che sia un percorso corretto. Io ricordo sempre che all'interno del MEF vi è anche Alessio Di La Rosa, che molti anche in Veneto ricordano per le grandi battaglie sulle banche venete nella scorsa legislatura. Mi sembra che la squadra sia ben agguerrita e sono convinto che potranno sicuramente fare il bene dei tanti truffati e sicuramente punire chi ha truffato. Il contratto dunque che prosegue, il contratto che ha portato alla formazione del nuovo governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, ma che effetto ha avuto questo contratto, questa alleanza, lo chiamano però contratto, preferiscono chiamarlo contratto i 2 protagonisti, Lega e 5 Stelle, che effetto ha avuto sulle amministrative da poco conclusesi con il voto del 10 giugno e quindi poi lo spoglio che ha portato soprattutto all'effetto di una Lega dirompente in Veneto. Allora ne ha parlato ieri sera, tra i tanti temi, il politologo Paolo Feltrin, che era ospite di 20 e 10. Sentite qual è la sua analisi sul Movimento 5 Stelle.
Chi ne esce con le ossa rotte sono i 5 Stelle. Esatto. Attenzione che è proprio a causa del risultato di 5 Stelle che il centrodestra in molte circostanze vince al primo turno. E vince ad esempio a Treviso o addirittura a Vicenza dove non c'erano. Cioè per il calo, quindi l'inconsistenza di fatto dove Domenico Lo Sapio prende il 4,22. Esatto, contro il 20% del 4 marzo, quindi 5 volte di meno. Se avesse preso 4, 5, 6 punti in più, immediatamente il centrodestra scendeva sotto l'asticella del 50. E questo obiettivamente non solo è il dato più sorprendente, ma anche non facilmente prevedibile. Bene o male si poteva attendere una luna di miele anche nei confronti di 5 Stelle, c'è stato e molto verso la Lega, c'è stato poco o nulla verso i 5 Stelle. Diciamo l'effetto contratto romano non c'è. Non c'è e soprattutto... O danneggia i 5 Stelle? Danneggia l'impressione per 2 ragioni. La prima che si era già vista in Friuli Venezia Giulia e in Valle d'Aosta. È come se gli elettori avessero appreso dal voto del 4 marzo. Come abbiamo detto tante volte, nel voto del 4 marzo più del 70% dei voti ai 5 Stelle sono voti meridionali, del sud. E di conseguenza la lezione è, ok, se i 5 Stelle è un partito meridionale, noi al nord non lo votiamo più. Dalla politica alla cronaca, torniamo a parlare dei rapporti sempre più difficili tra insegnanti e genitori, o meglio tra genitori e insegnanti nelle scuole. Le tensioni, abbiamo raccontato anche il caso che ha fatto scalpore giorni fa della insegnante padovana che è stata aggredita da una mamma e il figlio è stato poi bocciato. Nella Marca c'era stato il caso del prof schiaffeggiato dal padre di un alunno. Proprio nella Marca altri 2 casi differenti ma che testimoniano come questa situazione di tensione sia sempre alta. Dopo l'insegnante picchiato a Paese e la docente schiaffeggiata a Selvazzano nel Padovano, altri 2 casi nella Marca di aperto scontro tra genitori e mondo della scuola. L'episodio più eclatante a Zero Branco, dove un padre, saputo che il figlio all'uno delle medie sarebbe stato bocciato, ha fatto irruzione nel plesso per riversare la sua rabbia su insegnanti e dirigenti, al punto che il personale ha dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri. A Montebelluna invece una madre ha preannunciato al dirigente scolastico del liceo veronese l'intenzione di ricorrere contro la decisione di un docente di dare la figlia 19enne come voto finale, 7 invece che 8, tanto che la preside Rosita De Bortoli ha affidato ai social il suo commento: ci è andata bene, potevamo essere menati, che tristezza. 2 casi emblematici di come l'autorità della scuola venga sempre più messa in discussione dalle famiglie. Nel primo episodio, ad aumentare la tensione tra genitori e insegnanti, c'è il fatto che l'alunno in questione è un ragazzo problematico che secondo il padre non sarebbe stato adeguatamente seguito nel corso dell'anno, essendo venuta meno la presenza dell'insegnante di sostegno. Inaccettabile per l'uomo la bocciatura del ragazzino. E poi c'è la piaga degli incidenti sul lavoro come quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Torre di Mosto. Un operaio trevigiano in gravi condizioni, ci racconta questa vicenda Tommaso Stoppa al telefono. Tommaso. Sì, buongiorno da Mestre per un aggiornamento sulle condizioni dell'operaio caduto ieri da un tetto e volato per oltre 6 metri a Torre di Mosto. Le sue condizioni rimangono gravi, è ancora in prognosi riservata. L'accaduto è in un'azienda di via Galilei nella zona del Ponte Tezze. Si tratta di un operaio di 62 anni residente a Maserada sul Piave in provincia di Treviso e dipendente della stessa azienda dove stava lavorando sul tetto, sulla copertura di questo capannone. E quanto è avvenuto è ora al vaglio dei responsabili dello Spisal, non solo per quanto riguarda eventuali responsabilità, ma proprio per cercare di capire esattamente che cosa sia successo. Sembra che anche ci siano stati dei ritardi nei soccorsi, ma tutto chiaramente con un grande condizionale. La verità sarà accertata con i tempi dovuti. L'unica certezza è che quest'uomo sia caduto, come vi dicevamo, da un'altezza di circa 6 metri, pare che stesse svolgendo interventi di manutenzione su questo tetto del capannone. Non si sa se si sia rotto
qualche cosa oppure se sia caduto per altri motivi. Per il momento è tutto da Venezia, ulteriori aggiornamenti naturalmente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stopa. Di incidente si è trattato anche ieri a Spresiano, quando un uomo, un 81enne, ha perso la vita in un modo davvero terribile. Una scena terribile e difficile da dimenticare, una donna che urla di disperazione, i vicini che accorrono, il lago di sangue nel quale si trova il marito della donna, accanto a lui la motosega diventata da attrezzo ad arma mortale. Spresiano sotto shock per la fine dell'81enne Antonio Cei, colpito al collo dalla lama in funzione mentre si trovava nel capano degli attrezzi della sua abitazione per lavorare il legno, sua grande passione. Una distrazione fatale mentre creava dei pannelli per il bagno, la motosega che forse colpendo un nodo del legno sfugge di mano e lo colpisce, ferita profonda che non lascia scampo in pochi minuti. Nei primi momenti successivi alla tragedia si era anche pensato a un gesto estremo, ma non vi sarebbero più dubbi sulla natura incidentale di questo dramma. È una tragedia sfiorata la scorsa notte a Resana, siamo sempre nella Marca trevigiana, quando un 22enne ghanese in bicicletta è stato urtato violentemente da un camion mentre stava percorrendo in sella alla sua bicicletta la strada provinciale 245. È finito in un fossato a causa del forte impatto. Fortunatamente il trasportatore, che si è fermato subito, lo ha soccorso, ha chiamato il suo 118, ha chiamato anche i vigili del fuoco di Castelfranco e quindi il ragazzo se l'è cavata con una lesione a una spalla, ma dicevamo è stato salvato anche dalla prontezza di chi non vedendolo lo aveva inavvertitamente scaraventato nel fossato con il suo camion. Adesso a Padova, con lo sconcerto per quanto accaduto in pieno centro, un accoltellamento che nasconde un regolamento di conti fra stranieri. Terrore ieri pomeriggio durante la festa di Sant'Antonio in uno dei salotti del centro, via Altinate, all'angolo con via Zabarella. Un uomo di 32 anni, tunisino, con precedenti per spaccio di droga, ha ricevuto 3 coltellate, una a una gamba, una alla testa e pare una terza a una mano, mentre era seduto all'interno del bar centrale. È stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova in prognosi riservata. A colpirlo un altro nordafricano allontanatosi dal posto insieme a un complice. Secondo i primi accertamenti della polizia, il motivo dell'agguato potrebbe essere causato da un regolamento di conti per motivi di denaro. Sempre a Padova con il blitz dei carabinieri di Padova che hanno arrestato 6 persone, 5 italiani e un romeno, con l'accusa di aver compiuto numerosi furti di mezzi meccanici in aziende agricole ma anche in cantieri edili e di costruzioni stradali. Per tutti è formulata l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione e riciclaggio di macchinari per il movimento terra e pale meccaniche. L'inchiesta è iniziata nel 2016 con la recrudescenza di furti di macchinari d'opera di rilevante valore in numerosi cantieri ma anche aziende agricole del Veneto. I mezzi venivano poi parcheggiati in capannoni che erano utilizzati dagli indagati, dove veniva alterato il numero dei telai e poi trasferiti con dei camion in paesi dell'est Europa. Un altro blitz, questa volta dei carabinieri di Venezia, che supportati dai colleghi della compagnia di intervento del 4° battaglione Veneto e anche da un'unità cinofila del nucleo di Torreglia, ha eseguito un servizio di controllo nel territorio dell'area antistante lato spiaggia l'ex ospedale al mare a Venezia, zona di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti. I carabinieri hanno accertato la presenza, come vedete nelle immagini, di una vera e propria tendopoli abusiva, tende fatiscenti, rifugi precari dove si erano stabiliti una decina di extracomunitari tra senegalesi e marocchini. Tra di loro due di questi, un senegalese e 2 senegalesi, sono stati arrestati anche perché trovati in possesso di quasi mezzo chilo di marijuana coltivata oppure già pronta per lo spaccio. Ovviamente quindi l'operazione ha portato anche al ritrovamento di questa droga. Adesso restiamo a Venezia con le polemiche però del sindaco Luigi Brugnaro, scatenato dopo le pesanti accuse lanciate da un servizio della trasmissione Report. Una trasmissione vigliacca, fasulla, è un film veramente infame secondo me, non fa onore al giornalismo corretto che invece per fortuna in Italia esiste,
però questa è la libertà Watson, come dice qualcuno, per cui ognuno la racconta come vuole. È proprio vero che ti trasformano la realtà in cose negative. Così Luigi Brugnaro si difende dalle pesanti accuse di conflitto di interessi mossegli dalla trasmissione Report in un servizio che da giorni sta scatenando polemiche in città. Andare a mescolare la mafia, andare a mescolare cose che noi abbiamo combattuto, che io in prima persona ho combattuto sempre, è un'azione che soltanto Report poteva fare con i soldi pubblici, una cosa veramente vergognosa. Altre parole non ci sono, perché per il resto penso che poi i fatti sono testardi, insomma, perché il tempo è galantuomo e tutto si vedrà. L'opposizione in Consiglio Comunale ha chiesto al sindaco di Venezia di chiarire la sua posizione sui rilievi mossi dalla trasmissione, in particolare riguardo ai progetti di sviluppo per l'area dei Pili, già di proprietà di Brugnaro e poi ceduta a terzi con un blind trust. Io lì non stavo facendo niente, ha fatto vedere l'immagine che io dicevo non facevo niente. Sì, dopodiché hanno cominciato ad accusarmi che non stavo facendo niente. Se vi ricordate sui giornali che non stavo bonificando, che l'area è lasciata a sé, e io ho detto cosa posso fare se ho detto che non faccio niente? Allora gli stessi, sempre il buon Casson che ha parlato in televisione, ha detto sui giornali fai un blind trust. Lui ha detto a me di fare un blind trust, io non sapevo neanche cos'era. L'immagine della città, sostiene Brugnaro, è danneggiata da quanti mettono in piedi operazioni scorrette come questa, accusando di essere un bieco speculatore chiunque dimostri l'intenzione di investire su un territorio. L'imprenditore non è dispregiativo, l'imprenditore oggi è l'eroe di questa città, è l'eroe di questa Italia, li stiamo ammazzando tutti gli imprenditori, con la burocrazia, col sospetto, con la denigrazione. Per forza facciamo fatica a far arrivare gli investimenti, questo è il nostro problema in Italia. Adesso la pubblicità, poi a Vittorio Veneto per ormai imminente raduno Triveneto degli Alpini. Domenica. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, allora a Vittorio Veneto, ormai è tutto pronto, è la vigilia del raduno Triveneto degli Alpini, da domani inizia la 3 giorni di festa che porterà poi allo sfilamento delle penne nere domeniche che noi seguiremo ovviamente in diretta, ma prima della festa e gli ultimi preparativi c'è da organizzare anche la sicurezza per questo importante evento. Tutto pronto l'apparato di sicurezza in vista del raduno Triveneto degli Alpini che da venerdì a domenica prossimi vedrà arrivare nella città della Vittoria tra le 60 e le 70.000 persone. Massima l'attenzione perché se è vero che non sono stati riscontrati al momento collegamenti tra l'ordigno fatto esplodere la notte del 3 giugno ed il raduno delle penne nere, l'allerta c'è. Il fatto è successo, quindi ci sarà un potenziamento dei sistemi di controllo e di vigilanza che partirà molto prima rispetto ai giorni, a sabato e alla domenica, che sono i giorni clou della dunata. Una macchina per la sicurezza già ampiamente rodata l'anno scorso in occasione della più partecipata adunata nazionale delle penne nere a Treviso, potenziato il sistema della videosorveglianza con ulteriori telecamere che verranno controllate dalla sala operativa avanzata con sede nel municipio di Vittorio. Il responsabile della sala operativa vedrà le telecamere che sono state installate e sarà, come dire, l'occhio per il dirigente del servizio a cui segnalerà eventuali criticità che dovessero insorgere. Il questore di Treviso ha firmato l'ordinanza di ordine e sicurezza pubblica dopo il tavolo tecnico al quale hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti nel garantire il sereno svolgimento della manifestazione. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e poi 118, Vigili del Fuoco, Comune di Vittorio Veneto, ma anche Savno per la gestione dei rifiuti e la messa in sicurezza dei cestini, MOM e Ferrovie dello Stato per il trasporto pubblico, la Polstrada per la viabilità. Polizia Stradale che ha insieme alla Polizia Locale elaborato il piano di viabilità per consentire ai 300 pullman che verranno il giorno della sfilata di scaricare i partecipanti in assoluta sicurezza e per evitare soprattutto ingorghi nella circolazione stradale. Una Venezia sempre più green, 40 auto ibride già a disposizione per il car sharing e 50 nuove postazioni per la ricarica elettrica in arrivo tra Lido e Terraferma. Ha preso il via in sordina lo scorso 1 giugno e conta già 700 iscritti il nuovo servizio di car sharing ibrido del Comune di Venezia. I 40 mezzi forniti da una nota casa automobilistica nipponica partono e arrivano in 15 postazioni sparse su tutto il territorio comunale. Gli iscritti possono, attraverso un'apposita app, non solo prenotare l'auto, ma anche materialmente aprirla e utilizzarla.
132 i noleggi effettuati fino a questo momento, 4.600 i chilometri percorsi per 430 ore di servizio erogate, di cui il 52% con trazione elettrica e quindi con inquinamento ambientale e acustico pari a zero e un risparmio di emissioni di CO2 di circa 230 kg. Non è l'unica iniziativa a favore di una sempre maggiore diffusione della mobilità elettrica in tutto il comune. L'amministrazione è pronta a siglare un protocollo d'intesa con Enel per dotare di colonnine per la ricarica 50 piazzole di sosta tra Lido e Terraferma. Installazione e manutenzione saranno a carico della compagnia e la ricarica sarà gratuita per i cittadini. Delle 50, 45 tempo di ricarica 3 ore, ma ce ne saranno 5, quindi vuol dire avere per la città aver acquisito di fatto con questo accordo quasi 1,5 milioni di euro di investimenti, perché ricordo che le ultime 3 che abbiamo realizzato, le prime 3, a Mestre le abbiamo effettuate con fondi pubblici, 70.000 euro 3 piazzole con ricarica, ma sono costate 70.000 euro. Quindi vi lascio pensare cosa significa per la città di Venezia come amministrazione acquisire 50 strutture tutte quante a carico di Enel. Allora le immagini suggestive della processione in onore di Sant'Antonio che ieri a Padova ha concluso di fatto una giornata di festa tra fede e devozione. Ha sfidato anche la pioggia, quelle nuvole grigie che continuavano a minacciare il cielo di Padova, ma il santo è riuscito nel piccolo miracolo di far sfilare la solenne processione del 13 giugno per le vie della città. Accompagnato da numerose bande, ad aprire il corteo, come tutti gli anni, quella di Sant'Andrea di Campodarsego. Tantissimi fedeli sin dal pomeriggio si sono assiepati lungo le vie del centro storico in attesa a sfilare la solenne reliquia del mento del santo portata a spalla dalla Pia Unione dei Macellai Militi dell'Immacolata. Presenti le autorità cittadine come il sindaco Sergio Giordani accompagnato dalla moglie, presenti le autorità religiose, il vescovo di Padova Claudio Cipolla, presenti tantissimi cittadini e tanti fedeli. L'ultima a uscire, vegliata dal ministro provinciale dei frati conventuali padre Giovanni Voltan, la statua di Antonio, a cui per tutto il giorno i pellegrini si sono rivolti con devozione e la città aspettava il suo santo con le sue immagini sui balconi. Siamo in chiusura, vi ricordo le 13, fra pochissimo è giovedì e quindi c'è la CGIL che risponde a tutte le vostre domande. Potete chiamare in diretta, come sapete, allo 0422 1626 798 oppure scrivere le vostre domande sulla pagina Facebook di Antenna 3. Oggi parleremo anche di inabilità e disabilità sul lavoro, che fare, quali contributi chiedere e sostegni per la famiglia. In studio ci saranno Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso, Gloria Geromella, responsabile settore previdenza INCA di Treviso, e Valentina Dalle Feste, responsabile settore tutela della salute di INCA Treviso. E poi 20:10 questa sera, per tornare a parlare della politica, con Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo prevalente sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 14 giugno. Sul Veneto al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto, ma senza nessuna conseguenza. Più sole, col passare delle ore il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 15 e 20 gradi. Valori massimi compresi invece tra 24 e 27 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione sarà infatti una bella giornata di sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibili soltanto isolati addensamenti, ma del tutto innocui. Temperature minime tra 17 e 19 gradi. Massime oscillanti invece tra 25 e 27 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia locali addensamenti anche con occasionali temporali associati, specie sui settori di confine nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 15 e 16 gradi.
massime comprese invece tra 27 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!